Quinta corsa, premio Formignano, nella categoria GF ai nastri, valida come corsa tris, 2 ritiri, numeri 6 e 8, uno Zares LM Roberto Andraghetti a 2060 metri, 2 Stenghil SM con Francesco Virzì, 3 Gimme Heaven Sisu, Vincenzo Piscoglio, 4 Teseo Gas, Maurizio Chedi, 5 Orfeo Jet, Aniello Vitaliano, 7 Timbuktu B, Francesco Tufano, 9 Visipan, Salvatore Valentino. A 2080 10 Ravaneo Spritz, Antonino Pecoraro, 11 Vegas Clouded, Gennaro Mitrano, 12 Turbine LP, Gianvito D'Ambrosio, cavalli agli ordini dello starter. Pronti? 1, 2, 3. Considerata valida la partenza con veloce Orfeo Jet su Teseo numero Gas. 1 Zares LM squalificato. Poi il 2 di Stenghil SM, mentre in corso nella squalifica il numero 1 di Zares LM. Quindi il Sauro Orfeo Jet in vantaggio dopo 200 metri in 16,6. Già sgranato il primo nastro con secondo Teseo Gas, terzo Stenghil SM, mentre avanza deciso Timbuktu B. Va a chiedere strada a Francesco Tufano. Prego si accomodi dopo 400 metri da parte di Aniello Vitaliano, quindi 32,3 con poca spesa. Timbuktu B è al comando su Orfeo Jet, Teseo Gas, Stenghil SM, all'esterno Gimme Heaven Sisu, mentre alla corda vediamo Vegas Clouded, 600 metri in 47,7. In vantaggio il figlio di Zizanbrook Tour con Francesco Tufano. Sempre seconda alla corda il Sauro Orfeo Jet davanti a Teseo Gas e Stenghil SM. Primo giro in 1-3 appena abbondante, 15,4 la frazione delle scuderie. Cavalli sulla curva, ormai si sono formate diverse pariglie, di fuori vediamo anche Visipan. Coperta. Primo chilometro in 1,19,4, siamo al secondo passaggio davanti alle tribune, sempre in vantaggio Timbuktu B. Davanti a Orfeo Jet affiancato da Gimme Heaven Sisu, poi la pariglia Teseo Gas, Visipan, Stenghil SM con all'esterno Ravaneo Spritz. 14,7 qui davanti alle tribune, con in vantaggio sempre l'allievo di Francesco Tufano. Training Giuseppe Citarella, seconda alla corda Orfeo Jet davanti a Teseo Gas, frazione della curva in 15 secco. Di fuori intanto accenna a cedere Gimme Heaven Sisu e viene scavalcato da Visipan, retta di line 14,1, avanza Visipan, sempre in vantaggio però si mantiene Timbuktu B che ora accelera su Orfeo Jet. Poi vediamo il 3 che allarga, il 3 è un po' stanco, infilato di dentro da Teseo Gas. Siamo a 200 metri dalla fine con in vantaggio Timbuktu B che allunga su Orfeo Jet. Si è fermato un po' lo spunto di Visipan. Ultimi 50 metri viene a dominare Timbuktu B, mentre la lotta per il secondo vede Orfeo Jet difendersi da Visipan. Al quarto Teseo Gas, 29,3 chiudere, 14,4 la retta d'arrivo. Vittoria per Timbuktu B dopo la buona prestazione dell'altro giorno, il secondo posto. Oggi successo pieno per questo Zizanbrook Tour e Ginevra B di Giuseppe Citarella per il signor Salvatore Mineo. La guida di Francesco Tufano, già alla seconda vittoria. La quota al totalizzatore di 3,51.